Un solo caso sospetto in Veneto, risultato negativo, quindi nessun caso in Veneto. Per capire questo dato è necessario spiegare cosa significa caso sospetto di fronte all'epidemia di coronavirus che sta dilagando in Cina e che ha fatto dichiarare l'emergenza internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Evitare la psicosi da informazioni poco chiare e dare le giuste indicazioni. In Veneto esiste dal 2012 la Task Force per le emergenze sanitarie e il protocollo è già scattato ricordando che il coronavirus è molto infettivo ma a bassa mortalità. Ci stiamo muovendo organizzandoci al meglio per cercare di individuare il prima possibile quello che può essere un caso sospetto. Quindi la persona che si rivolge telefonicamente o personalmente o dal medico curante o presso il pronto soccorso o che ci viene segnalata tramite 1500 viene presa in carico, viene valutata, se necessario viene ricoverata, altrimenti c'è una sorveglianza attiva che viene fatta dai colleghi del Dipartimento di Prevenzione. Lunedì sarà ufficializzata una circolare con cui si rassicurano i genitori preoccupati dalla presenza nelle scuole di bimbi rientrati dalla Cina. Se non hanno i sintomi della malattia, non sono casi sospetti. Stiamo aspettando una circolare del Ministero che tranquillizzi soprattutto per la frequenza scolastica di bambini o studenti, giovani e adulti che sono rientrati ma che non hanno da questi paesi ma che non hanno nessuna patologia. Per caso sospetto vogliamo ricordare il dato epidemiologico, cioè bisogna entrare in contatto con qualcuno che è stato nell'epicentro in Cina? Allora, il caso sospetto è un soggetto che risponde a due criteri principalmente, che sono il criterio epidemiologico, cioè proveniente da un'area che in questo momento è tutta la Cina e non soltanto la provincia di Wuhan, che presenti una sintomatologia respiratoria acuta con tosse, temperatura elevata uguale o superiore a 38 gradi, dispnea, malessere generale. Comunque in questo momento abbiamo anche, se la persona che presenta il criterio epidemiologico non ha proprio tutti i sintomi, comunque viene presa in carico e valutata singolarmente se può o meno rientrare nella definizione di caso sospetto. Poi può essere considerato caso sospetto la persona che oltre alla sintomatologia può aver viaggiato con un soggetto che poi si è rivelato un caso, oppure che ha curato un soggetto che era un caso o che è stato a stretto contatto, tipo un familiare. C'è naturalmente una sorveglianza nei confronti di tutti i contatti, una sorveglianza attiva. Parlando di psicosi c'è il rischio che magari qualcuno che ha l'influenza possa farsi prendere dal panico? Certo. Può esistere anche questo perché chiaramente la preoccupazione è tanta, le informazioni che arrivano sono tante e le persone che magari hanno semplicemente l'influenza, comunque se presentano questa sintomatologia la raccomandazione è di non andare personalmente al pronto soccorso o dal medico curante ma piuttosto telefonare. Attraverso il triage telefonico la persona che presenta questa sintomatologia viene presa in carico se ha anche il criterio epidemiologico. Siamo nel pieno del picco influenzale. Legittimo temere di aver contratto il nuovo virus. Abbiamo chiesto al nostro laboratorio di riferimento della microbiologia di inviarci periodicamente anche i test negativi, in modo tale da avere una dimensione di quelli che sono coloro a cui vengono fatti i test e che magari rispondono a questa psicosi.